Con TG una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. C'è tanta carne al fuoco oggi nel nostro notiziario, abbiamo tanta cronaca soprattutto e tanti danni causati dal maltempo che si è abbattuto nella notte. Andiamo con ordine, vediamo intanto il report inviato da Azienda Zero, vediamo che variazioni, che novità ci sono state nella notte per quanto riguarda i nuovi contagi e allora vediamo subito assieme la tabella. Sono 33 i nuovi casi positivi, un totale cumulativo di tamponi positivi pari a 424.002. Negli ospedali com'è la situazione? Vediamo assieme. Bene, molto bene, perché non c'è nessun nuovo paziente in area non critica e c'è un paziente in meno in terapia intensiva. Ad oggi sono stati ricoverati 197 pazienti in area non critica, 44 i pazienti in terapia intensiva e in entrambi i casi si parla di pazienti ricoverati positivi. Nella notte dalle 5 del pomeriggio alle 8 di questa mattina una persona ha perso la vita, quindi c'è questo decesso che è stato riscontrato in queste ultime ore. E intanto domani, lunedì, c'è attesa per il ritorno in zona bianca per tutto il Veneto. Basta coprifuoco, limitazioni molto più ristrette e quindi andiamo a vedere adesso direttamente col governatore Zaia quali saranno anche le novità nella nuova ordinanza che porta la firma della Regione Veneto. Fine del coprifuoco e poi anticipo della riapertura per tutta una serie di attività, dai parchi tematici alle piscine all'interno, dalle terme alle fiere, comprese le sagre, e poi le sale giochi, i centri culturali ed i corsi di formazione. La zona bianca che scatterà in Veneto da lunedì rappresenta un passo importante verso l'agognato ritorno alla normalità, pur restando in vigore le misure base della prevenzione, mascherine obbligatorie anche all'interno, distanziamento e sanificazione. Dopo quella del Ministero della Salute, il presidente della Regione Zaia ha firmato la nuova ordinanza che fornisce le nuove linee guida che regolamentano sia le aperture delle predette attività sia anche quelle più private, come le feste tra amici e parenti conseguenti alle cerimonie civili o religiose o gli eventi sportivi aperti al pubblico. Chiarito il rebus dei commensali seduti allo stesso tavolo al chiuso, massimo 6, salvo che per i conviventi. Nessuna novità invece per sale da ballo e discoteche che resteranno chiuse, salvo che per le attività di ristorazione e bar. Indicazioni dettagliate anche per l'utilizzo degli impianti di risalita in montagna. Zona bianca che certifica dunque un importante passo avanti, ma non significa liberi tutti. Di qui l'appello del prefetto di Treviso ai cittadini. Andare avanti con giudizio, direi che cerchiamo di contenere la voglia di buttare via tutto, a cominciare dalle mascherine. L'importante è capire che tutto quello che riusciremo a fare in termini di cautela, di prudenza, di rispetto di disposizioni come conosciamo a menadito, di buonsenso oltretutto, a questo punto sono tutte a nostro beneficio, nostro degli altri, e soprattutto anche in funzione di evitare brutte sorprese in autunno. Insomma, abbiamo sentito, c'è l'eliminazione del coprifuoco, ci sono queste limitazioni che sono meno rigide, meno ferree, però come diceva anche la stessa prefetta Laganà, assolutamente buon senso alla base di tutto per cercare di limitare al massimo nuovi contagi. Ci separiamo per qualche istante e poi avremo in collegamento Skype Nicola Sfarronato per appunto darci un po' un ragguaglio delle previsioni delle prossime ore, visto anche il maltempo che si è abbattuto nella nostra zona durante la notte. Tra pochissimo. E siamo nuovamente in diretta, vedo in collegamento Skype Nicola Sfarronato, meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Buongiorno Nicolas, dietro di te dei nuvoloni paurosi. Tra l'altro un po' il prosieguo di quello che è successo nella notte un po' in tutta la zona. Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete Veneta. Sì, dici bene, è stata una nottata come previsto da noi di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, molto movimentata dal punto di vista meteo, nel senso che temporali, rovesci hanno spesso sferzato e colpito tutte le aree prealpine e pedemontane adiacenti praticamente sia all'altopiano di Asiago che
al massiccio del Grappa, portando però purtroppo anche dei danni non del tutto indifferenti, perché purtroppo insieme alla pioggia è scesa anche tanta grandine, c'è stato anche tanto vento. Ecco, allora ci hanno inviato delle immagini relative a Schio. Chiedo alla regia se riesce a mandarle in onda, mostrarle proprio del maltempo che si è abbattuto a Schio, una Schio che è stata completamente allagata. Vediamo, Nicola, sembra quando ci siamo sentiti poco fa al telefono dicevi sembrava il Brenta che attraversava Schio. Esatto, un vero e proprio fiume in piena sembrava. E come ti spiegavo, il problema è molto semplice, che quando cade tanta grandine, soprattutto di piccole e medie dimensioni, come è successo ieri sera nella cittadina di Schio, purtroppo correndo in strada grazie alla pioggia va appunto ad ostruire tutti i tombini e i pozzetti che fanno defluire l'acqua. Di conseguenza si intasa tutto e l'acqua non ha sfogo e si sfoga appunto sulle strade o comunque dove trova spazio. Ecco, creando pesanti disagi, anche perché abbiamo sentito poco fa anche i vigili del fuoco da questa notte, verso l'1:30 e 2, che sono in giro per cercare proprio di ripulire le cantine dall'acqua. Dicevano non ci sono stati gravi danni, però proprio cantine allagate, tutto quello che era sottoterra è stato immerso completamente, quindi sono i vigili del fuoco che sono al lavoro da stanotte per cercare di appunto ripulire, togliere l'acqua, asciugare le aree. Cosa c'è da aspettarsi per le prossime ore, Nicolas? Ma guarda, diciamo che la domenica, la giornata odierna, nonostante comunque le schiarite siano ancora presenti in molte aree, comunque la situazione dovrebbe man mano peggiorare, specie a partire dai settori alpini e prealpini, dove al momento anche in altopiano di Asiago inizia già a movimentarsi la situazione, con già dei rovesci di temporali in atto, temporali e rovesci che tra il pomeriggio e la serata dovrebbero comunque scendere verso le vicine aree pedemontane e poi di alta pianura. Ovviamente non tutte le zone saranno prese, si tratterà di fenomeni per lo più sparsi, però con movimenti molto molto lenti, quindi le zone colpite saranno in grado di ricevere tanta e tanta acqua, quindi attenzione soprattutto a rischio sia per le grandinate e sia soprattutto per gli allagamenti, perché appunto trattandosi di fenomeni che tendono a rimanere molto stazionari nel luogo dove si formano, l'acqua che cadrà in certe zone ristrette potrebbe appunto dar luogo ad allagamenti. Ma per quanto tempo è prevista? Ma guarda, diciamo che anche i prossimi giorni saranno all'insegna della variabilità / instabilità. Oggi diciamo che tra oggi e domani dovrebbero essere le 2 giornate un po' peggiori, ecco, passatemi il termine. Poi da martedì ci sarà sempre il rischio, soprattutto pomeridiano e serale, di instabilità a partire soprattutto dai rilievi e poi alle vicine aree, però appunto tra oggi e domani dovrebbe essere la fase clou dove appunto dovremo avere i maggiori fenomeni, soprattutto sotto forma di rovesci e temporali, perché come ben sapete e come si sente è arrivato il caldo, di conseguenza il fenomeno principale non è più la pioggia come magari le settimane scorse, ma è principalmente il temporale. Il temporale, certo. Guardiamo assieme la foto che tra l'altro avete postato anche voi sul social, sul vostro social. Qua è una zona riconoscibile da tutti, siamo proprio all'imbocco del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, quella per terra che è... Anche il centro storico di Bassano è stato colpito dalla grandine, si nota molto bene come l'acqua sia riuscita proprio ad ammucchiarla a bordo strada e quindi anche il centro storico di Bassano è stato colpito dalla grandine, ma un po' tutta la fascia proprio pedemontana tra la zona di Schio, Zanetti, Ene, ma poi anche verso Breganze, Marostica e l'Ovest bassanese. Infatti, è stata appunto colpito dalla grandine. Queste immagini purtroppo non si capisce dove siamo, però sappiamo che sono state girate, scattate nella zona di Marostica, quindi vediamo grandine, tanta grandine che appunto si è abbattuta anche nella nostra zona. Nicolas, come sarà quest'estate? Anche se sappiamo benissimo che non si possono fare previsioni troppo a lungo termine, ma voi esperti che idea vi siete fatti? Ma guarda, è una domanda che ultimamente mi pongono in tanti. Come dici tu, effettivamente non c'è una valenza scientifica, quindi non si può fare una previsione così a lungo termine.
una cosa è certa, e la ripeto tutti gli anni, purtroppo da parecchi anni a questa parte, che le estati venete, ma comunque le estati del bacino del Mediterraneo sono contraddistinte purtroppo da fasi sempre più lunghe e secche, quindi da fasi siccitose anche abbastanza importanti, però poi seguite da giorni spesso molto instabili e da temporali che sono sempre più fenomeni quasi tropicali, diciamo, perché ogni volta che arriva il temporale dopo una lunga fase siccitosa o comunque di caldo, spesso purtroppo portato dall'anticiclone africano, quindi con temperature molto alte, umidità relativa dell'aria molto alte, quindi una sensazione di affa molto pesante. Purtroppo poi al primo sbuffo freddo in arrivo dall'Atlantico è chiaro che questi contrasti fanno sì che i fenomeni che vanno poi a formarsi sono fenomeni spesso molto intensi che possono dar luogo sia a tante precipitazioni, soprattutto concentrate nel tempo e nello spazio, che possono appunto dar luogo ad alluvioni lampo, si chiamano, sì. Come spesso succede, possono dar luogo a grandinate anche di grandi dimensioni, con diametri veramente a volte che fanno paura, perché comunque spesso cadono chicchi di grandine grandi come albicocche, se non ancora peggio come pesche addirittura. E poi ovviamente è il vento la cosa che fa più paura, perché è vero che la grandine arreca molti danni, soprattutto agli amici agricoltori che ci seguono tra l'altro in tanti, ma purtroppo è il vento quello a fare più paura, perché spesso arrivano anche le trombe d'aria, fenomeni che fino a 20-30 anni fa c'erano, però erano molto più rari, molto meno presenti. Invece negli ultimi 10-20 anni sono fenomeni sempre più frequenti, purtroppo. E un altro punto a nostro sfavore è il fatto che sono fenomeni imprevedibili, perché nascono in maniera molto veloce e arrecano tanti danni in maniera altrettanto veloce, e poi magari con uno schiocco di dita la tromba d'aria si ritira e quindi di conseguenza finisce tutto là. Però purtroppo nella fascia dove colpisce può addirittura buttare giù case, addirittura intere case. Quindi un esempio molto presente tutt'oggi nel nostro territorio, nella regione Veneto, è il tornado di Dolo e Mira nel luglio 2015, insomma, ecco. Sì, indubbiamente. Una cosa, tu hai fatto un accenno all'agricoltura. In base alla tua esperienza, un fenomeno come quello che si è verificato tra stanotte e che si continuerà a verificare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, porterà danni alla nostra agricoltura, alle nostre colture? Beh, assolutamente sì, anche perché purtroppo la tanta pioggia e anche, diciamolo, il clima decisamente fresco delle settimane scorse hanno fatto sì che comunque, ad esempio, le piantine di Granturco non siano molto sviluppate, ma siano ancora abbastanza tenere, ecco, passatemi il termine, abbastanza basse, quindi di conseguenza la grandine di ieri sera, ad esempio, nonostante sia comunque di piccole dimensioni, è chiaro che va ad arrecare molti danni a questo tipo di piantina, in questo caso del Granturco, ma può arrecare molti danni ad esempio anche alle piante delle ciliegie, che i frutti comunque sono in maturazione, quindi ovviamente arreca danni a questo. Arreca molti danni anche alle viti, dove comunque sono ben formati, iniziano a farsi i primi grappolini d'uva, insomma li si vedono piccolini, però è chiaro che questa grandine ammacca prima le foglie, ma poi arriva anche al raspo d'uva intero, quindi i danni ovviamente si trovano anche lì. Purtroppo la grandine è questo, porta a tanti danni, soprattutto dal punto di vista dell'agricoltura e gli amici contadini, che purtroppo ogni giorno lavorano giorno e notte per garantirci poi un frutto, comunque un prodotto autoctono della nostra zona e di valore soprattutto. Certo. Ascolta, io ne approfitto, Nicolas, visto che ti ho in collegamento, per farti cambiare volto, farti assumere il volto del tuo lavoro, ovvero quello del gestore di un locale, per chiederti com'è la situazione. Si è tornati a servire anche all'interno dei locali, anche al bancone. Da domani c'è questa apertura con basta coprifuoco, insomma tutte queste limitazioni che c'erano sino ad oggi sfumano, per quanto venga richiesta assolutamente la garanzia delle misure di sicurezza. Come si sta vivendo, Nicolas? Ma guarda, ti dico, è da circa un mese e mezzo che abbiamo riaperto. La gente, lo vediamo negli occhi, ha tanta voglia di uscire.
tanta voglia di andare nei bar a fare l'aperitivo, tanta voglia di andare nei ristoranti a mangiarsi un boccone fuori, e quindi sinceramente dal punto di vista lavorativo il tutto è partito molto molto bene, direi. Era una cosa abbastanza prevedibile, ovviamente, dopo tanti mesi di segregazione in casa. E che dire, la gente comunque è abbastanza responsabile, nel senso che cerca in tutti i modi di rispettare le regole, anche se soprattutto col caldo degli ultimi giorni la mascherina effettivamente risulta essere molto ingombrante e a dar tanto fastidio, però comunque si sa che per alzarsi, per venire ad esempio a pagare, o comunque per alzarsi per andare, non so, in bagno e tutte queste cose è comunque sempre obbligatoria, certo. Però insomma vediamo tanto buon senso, ecco. Bene. E speriamo che appunto l'alleggerimento delle norme anti-Covid che appunto verranno da domani siano comunque sinonimo di responsabilità soprattutto tra la gente, anche se la situazione comunque anche dal punto di vista dei numeri sembra essere proprio a senso unico verso una via di positività, ecco. Quindi speriamo che il buon senso, la campagna vaccinale e anche il caldo dei mesi che avremo davanti ci aiuti, e finalmente soprattutto speriamo che in autunno la situazione non sia come lo scorso autunno, ma che sia comunque verso un via libera generale, e soprattutto che si riesca a vivere con l'abbraccio, con il farsi la parola anche senza la mascherina, e di fare un CIN e di essere insomma molto più leggeri e tranquilli dal punto di vista di questo Covid, che ormai è da 1 anno e mezzo che ci limita comunque in tante cose. Bene, allora io ringrazio davvero Nicolas Faronato, meteo Bassano Pedemontana del Grappa, per il suo intervento, per averci illustrato proprio nello specifico la situazione delle prossime ore di purtroppo maltempo. Comunque grazie Nicolas davvero per il tuo intervento, buon lavoro, buona continuazione. Anche al bar, insomma, brindate per noi anche, un aperitivo anche per noi. Assolutamente. Ecco, virtuale, un aperitivo virtuale anche per noi. Grazie a Nicolas. Noi ci fermiamo per qualche istante, c'è una breve pausa. Rieccoci in diretta Focus TG, apriamo questa nuova pagina della cronaca con un bruttissimo incendio che è divampato questa mattina nell'azienda Conventia, specializzata nella lavorazione di metalli con l'utilizzo di sostanze chimiche, con sede in via Fratelli Rosselli a Fontane di Villorba. Sul posto i carabinieri che hanno cinturato l'area interessata, non risultano al momento persone ferite. Da lontano, come state vedendo anche dall'immagine, si è notata subito una colonna di fumo bianca sul posto. Vigili del fuoco da Treviso, Castelfranco, un appello forte da parte dell'amministrazione comunale che invita tutti i cittadini a restare a casa. È stato diffuso dalla Protezione Civile un messaggio alla cittadinanza invitandola a chiudere porte e finestre, non avvicinarsi assolutamente alla zona industriale. Si tratta di una società, una ditta internazionale privata che sviluppa, produce e distribuisce specialità chimiche per il trattamento di superficie. Tutta l'area, dicevamo, è stata cinturata, controllata. Pare al momento che non ci siano state fughe di amianto, non c'è presenza di amianto, di conseguenza almeno questa paura, questo pericolo è scongiurato. Sul posto personale dell'ARPAV insomma stanno procedendo in maniera serrata tutti i controlli per cercare di limitare al massimo qualsiasi fuga di sostanza tossica o potenzialmente pericolosa, e assicurare insomma la salute per tutta la cittadinanza, quindi l'area interessata attorno a questa azienda chimica. Mentre nella nottata siamo sempre nel Trevigiano, siamo a San Fior, si è verificato un incidente stradale mortale, ha perso la vita un 51enne.
L'uomo stava procedendo a piedi lungo l'SS 13 Pontebbana quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stato investito da un'auto condotta da un 53enne che non si è assolutamente fermato, è scappato. L'uomo ha perso la vita praticamente sul colpo. Il conducente del mezzo pirata è stato fermato dall'autoradio dell'aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Conegliano e l'uomo è stato arrestato per omicidio colposo. Di conseguenza, insomma, è stato fermato poco dopo, non si era fermato per prestare soccorso alla persona che purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduta questo 51enne, si diceva che stava procedendo a piedi. Continua in maniera serrata la campagna vaccini. A Treviso sappiamo che c'è il famoso camper dei vaccini e è presente sul posto sempre il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Stamattina molto presto c'è stata una grande affluenza, adesso un po' alla volta le persone stanno comunque raggiungendo il luogo per farsi vaccinare. Sì. Ma è vero che fa da promoter? Io sono qui e se posso chiamare più persone possibili perché è giusto vaccinarsi. Chi è venuto qui è quella gente che abbiamo ha intercettato nel momento di confusione della famosa AstraZeneca sì e no. Perciò diciamo adesso sono stati invogliati e sicuramente si stanno vaccinando. Perché sei venuto a vaccinarti qua adesso? Perché è un'occasione, bisognava sfruttarla. Quanti anni? 28. Sentite, ma perché siete venuti qui a vaccinarvi e non siete andati a Villorba? Perché... Vai. Abbiamo prenotato per Villorba, c'era l'occasione di farlo prima e abbiamo approfittato. Ho avuto già il Covid, sai, la paura è tanta, mio marito è stato intubato e ho paura sempre di riprenderlo. Quanti anni? 18. Voi siete qui perché siete i primi maturandi che si vengono a vaccinare? Sì, esatto. Perché lo fate? Lo faccio sia per me che per gli altri in realtà. È necessario per me e per gli altri, sia per andare in giro, anche per una questione di sicurezza. Era un po' agitata, eh? Sì, perché fa sempre un certo che... Adesso come si sente? Bene, superato. Tu fai il Mazzotti, oggi, finita scuola, cosa hai fatto la prima cosa? Ho saputo che facevano i vaccini e sono corsa qua a venirmi a fare il vaccino. Ma lo fai perché così puoi andare in giro o lo fai perché è meglio vaccinarsi? È meglio vaccinarsi e poi si ha più libertà. Aveva paura? No, ci dobbiamo fidare della scienza. Ecco, adesso attende un quarto d'ora che poi le portiamo il certificato vaccinale che le dura tutto l'anno. Andata? Andata. Pronta per le vacanze? Sì, prontissimo. E adesso dove vai in vacanza? Una settimana a Napoli e a Roma. Buon viaggio. Grazie mille. Andiamo a vedere intanto la tabella che appunto ci fa capire a che punto siamo con le vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in tutto 46.334 dosi di vaccino, sono 37.036 le prime dosi, mentre i cicli completati sono 9.298. In totale abbiamo 3.027.727 vaccinati, quindi che sia tra quelli che hanno fatto soltanto prime dosi che quelli che hanno completato i cicli. Si sta parlando dell'89,4% di dosi somministrate rispetto alle dosi fornite, quindi una percentuale che resta comunque alta. E poi il bello è vedere proprio anche la partecipazione soprattutto dei più giovani a questa campagna vaccinale, che sono in prima linea. Li abbiamo visti tanti nel servizio trasmesso poco fa, che appunto decidono di vaccinarsi sia per potersi sentire più liberi di muoversi, ma anche proprio per una questione di sicurezza per l'intera comunità, collettività. Con Nicola Sfarronato poco fa, che avevamo in collegamento Skype, ricordiamo, abbiamo parlato della situazione dei bar. Situazione dei bar che per in alcuni casi è ancora un po' caotica, perché ancora non si è capito quante persone possono stare sedute al tavolo o quant'altro, ma vediamo. Lunedì noi all'aperto possiamo lavorare, possiamo raggruppare le persone liberamente per tavolo. Al coperto invece fino a 6. Mai stati così felici per essere ad un passo dalla zona bianca sono i ristoratori, che negli ultimi giorni hanno pagato sulla loro pelle il balletto dei numeri sui posti consentiti ai tavoli. Prima 8, dopo 6, ora 4, ma solo fino a lunedì, e solo perché il Veneto diventa bianco. La regola dei 6 posti concessi all'interno dei locali, accordo raggiunto con le regioni, vale fino al 21 di giugno.
Ci auguriamo che ci possa essere una maggior disponibilità a lavorare al coperto anche per gruppi di persone, anche perché questo è il periodo della chiusura delle scuole, ci aspettiamo parecchie cene di classe. L'auspicio, ha dichiarato la presidente di FIPE Confcommercio Dania Sartorato, è che il mese di giugno porti chiarezza e ripresa vera. Siamo sommersi di richieste e dubbi, ha detto, non ci siamo sentiti rispettati come imprese. Per la ristorazione e i pubblici esercizi, continua Sartorato, il peso è stato doppio e così al 5 di giugno mancano ancora lavoratori per il comparto e stagionali. In questo momento c'è un po' di difficoltà sul mercato, devo dire la verità, e ci sono i locali che si stanno, tra virgolette, rubando i dipendenti uno con l'altro. Il boom dei plateatici che ha richiesto più personale, ma anche i lavoratori che hanno scelto altre strade. Gaio, consigliere di FIPE, ammette di aver potuto acquistare in pieno Covid nuovi locali, complice anche un netto abbassamento dei prezzi di vendita. C'è sicuramente una gran voglia di riprendersi la vita e di riprendere a stare fuori, a bere, a mangiare. E qualcuno è ancora diffidente perché l'anno scorso l'esperienza che c'è stata a ottobre ha un po' causato questo tipo di preoccupazione. E insomma anche la città di Vicenza si sta preparando a una vera e propria ripresa in vista di questa estate particolare, quest'estate 2021. Veneto in fascia bianca nell'aria, c'è voglia di vacanza, ma quest'estate 2021 con l'emergenza pandemica che piano piano retrocede, la città di Vicenza non chiude. Noi non chiudiamo, anzi saremo aperti tutto l'anno. Dopo tutte queste chiusure abbiamo voglia di lavorare il più possibile. Come attività rimaniamo aperti, anche perché bisogna ancora pagare i conti di fine anno, quindi credo che sia la cosa migliore rimanere aperti e prenderci dentro finché si può. Chiuderemo probabilmente una settimana a settembre quando il lavoro cala. Vacanze rimandate a settembre, bisogna recuperare quanto perso con le chiusure, ci sono affitti e bollette da pagare, la parola vacanze sembra lontana. Noi abbiamo istituito il tavolo delle associazioni del centro storico che ci dà un ritorno in tempo reale di quelle che sono le decisioni del nostro tessuto commerciale e la scelta è chiaramente quella di rimanere aperti. Aspettavano questo momento da tantissimo tempo, lo fanno non solo per se stessi, lo fanno anche per rendere quanto più accogliente possibile Vicenza. L'amministrazione dal canto suo ha lavorato per la ripartenza della città puntando su eventi e manifestazioni. Abbiamo offerto ai vicentini e ai turisti che sceglieranno la nostra città un calendario di eventi attrattivi e di qualità che è già partito di fatto e che coinvolgerà tutte le piazze del centro storico senza sosta ogni fine settimana fino alla fine di settembre. Situazione diversa per le attività produttive, dalla meccanica al settore moda, all'edilizia al turismo. Il mondo della produzione sta avendo dei risultati importanti in questi primi mesi, ma anche le prospettive sono molto buone. Le ferie sicuramente devono essere fatte perché è un diritto del lavoratore, sicuramente sono state penalizzate le categorie del turismo, ma adesso si stanno prospettando momenti positivi anche per loro e sicuramente avranno un incremento forte di quello che è la richiesta di lavoro e vediamo anche i primi movimenti su quanto riguarda gli stranieri che si stanno avvicinando nei nostri territori. Ripartenza anche a Venezia, al via le grandi navi, le navi da crociera che sono ferme ormai da 17 mesi. Speriamo che ci sia che il Covid comincia a lasciarci tranquillo e che ci trova soprattutto la possibilità di dare tranquillità alla città e di trovare un accordo fra tutti per trovare una soluzione ad hoc per Venezia. Non c'è contrapposizione tra porto e città, vogliamo finalmente una volta per tutte sederci a un tavolo e trovare una soluzione che garantisca il lavoro, garantisca la città e garantisca l'ambiente. Qual è stata la vostra perdita in questo anno e mezzo? Come ho detto, il 30% del nostro lavoro, così che abbiamo perso il 30% del nostro fatturato, ha rappresentato anche la diminuzione di stagionali, la diminuzione di certe categorie di lavoro e per queste persone sicuramente è stato un periodo molto difficile. Presidente, oggi per voi è una grande giornata dopo un anno e mezzo di stop con la ripartenza di questa nave da crociera. Finalmente sì, dopo 17 mesi abbiamo avuto l'onore di ospitare la prima nave, speriamo che sia un inizio buono che porti in laguna altrettante navi. Una ripartenza anche a livello lavorativo e turistico per la città. Assolutamente sì, ci
piace dire che cominciamo a riportare la gente dalla porta principale di Venezia, cioè la porta dell'acqua. Non ci si accorge neanche che stanno arrivando a Venezia questi passeggeri, stanno transitando, arrivano sul ponte, arrivano con i bus o con le barche se sono ospitati a Venezia e sono controllati. Montano a bordo della nave e visitano poi altre destinazioni e ritornano sulla perla dell'Adriatico. Quindi devo dire, è un turismo assolutamente sostenibile. Ci separiamo per qualche istante, ci troviamo subito dopo il break. Ben ritrovati in diretta, 2 brutali aggressioni si sono verificate nelle scorse ore, una nel Veneziano a Chioggia, una nel Vicentino a Bassano del Grappa. Ci occupiamo del primo caso ora e poi vedremo quello che è successo a Bassano del Grappa. Andiamo a Chioggia dove un medico è stato aggredito. È il 2 giugno. Stai aspettando con la tua bambina che il suo papà torni dal lavoro per mangiare una pizza. Invece ti arriva una telefonata in cui lui ti dice con voce strozzata che ha chiamato la polizia perché lo stanno inseguendo in moto e lo vogliono picchiare. A scrivere su Facebook è la moglie del medico dell'INPS aggredito a Chioggia. Il marito è un medico fiscale di 30 anni originario del Camerun. Doveva controllare un lavoratore che abita in un condominio della periferia della cittadina veneziana. L'uomo non era in casa e si è presentato più tardi in bicicletta con costume e ciabatte, avvertito presumibilmente dalla moglie. Ha intimato al dottore di mettere nero su bianco che l'aveva trovato regolarmente a casa, minacciandolo e insultandolo pesantemente per il colore della sua pelle e urlando che da lì non sarebbe uscito vivo. Lo ha quindi inseguito in motorino rompendogli una maniglia della macchina. Il medico, che ha denunciato l'episodio ai carabinieri di Padova, dove vive, ha chiesto il trasferimento da Chioggia. Ha raccontato che tutto il vicinato ha assistito alla scena, ma nessuno ha mosso un dito per difenderlo. Solidarietà immediata è stata espressa dal sindaco di Chioggia Alessandro Ferro. Questa non è Chioggia, ha detto, e non è la società che vogliamo per i nostri figli. Sulla stessa linea la consigliera regionale originaria di Chioggia, Erika Baldin. Un episodio vergognoso che getta discredito su un'intera comunità ed è grave danno all'immagine del nostro territorio. Chioggia non è questo, siamo una città di mare che vanta una tradizione di accoglienza. Esprimo ancora la vicinanza del Movimento 5 Stelle di Chioggia al medico dell'INPS e alla sua famiglia e lo ringrazio per il suo lavoro al servizio dello Stato, in difesa della legalità e per la tutela degli stessi lavoratori, contro l'arroganza dei furbetti che pensano di vivere sulle spalle degli altri. Che vergogna! È una vergogna anche quello che è successo l'altro pomeriggio a Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del 99, quando si parla di crimini d'odio. Abbiamo sentito questo medico che è stato attaccato anche per il colore della sua pelle. Allora vediamo cosa è successo a Bassano. Parco Ragazzi del 99, luogo frequentatissimo a Bassano del Grappa, venerdì pomeriggio c'è tanta gente, soprattutto giovani e bambini, tutto quieto sino a quando... C'era un gruppetto di ragazzi che avevano le bandiere arcobaleno che sono stati aggrediti da un altro gruppetto che assomigliava a una vera e propria gang. Ma li hanno aggrediti come? Allora, uno di questi, quello un po' più accaldato, ha sputato contro una ragazzina, apostrofandola, non so se si può dire, insomma, sporca lesbica. Un'aggressione in piena regola, solo perché questo gruppetto di amici giocava con palloncini e bandiere arcobaleno. Purtroppo un copione che pare ripetersi troppo spesso a livello nazionale e Bassano non ne è esclusa. I teppisti, tutti giovanissimi, si sono accaniti con odio contro i coetanei e sono stati fermati solo dall'intervento di alcuni adulti che li hanno allontanati dalla scena. È stata una scena bruttissima per i presenti, soprattutto perché erano davanti ai bambini piccoli. Ma non è finita qui, perché cosa è successo quando lei, estranea a tutto, ha deciso di tornare a casa con suo figlio? Avevano lasciato un po' di bandierine per terra, mio figlio di 3 anni ne ha raccolta una, perché comunque a lui piacciono tanto i colori, e uscendo dal parco il gruppetto, quello che aveva aggredito, è venuto verso di me e da lì sono partite le ingiurie, mi hanno dato della malata, della snaturata, mi hanno detto ma cosa insegna a suo figlio, si vergogni, e insomma là
poi io giustamente difendendo mio figlio che ha 3 anni, cosa vuoi che ne sappia, ho cominciato a dirgli che sono dei maleducati, che non ci si rivolge così ad un adulto ma soprattutto ad un estraneo. La cosa che lascia rabbrividiti è questo odio, questa rabbia, questa cattiveria da parte di giovanissimi. Sì, sicuramente questi sono ragazzi che vivono queste realtà anche all'interno soprattutto della famiglia. Marusca Meneghetti vuole lanciare un messaggio di democrazia, libertà, soprattutto rispetto. Le persone quando vedono altre persone libere di esprimersi, di dire qualcosa, si chiudono in un muro e attaccano e basta. Non c'è scambio, non c'è modo neanche di potersi spiegare ed è bruttissimo adesso vedere queste cose. Ignoranza, paura della diversità, incapacità di confrontarsi, di scambiarsi vedute e pensieri differenti. No, questa non è democrazia. E una anziana gravissima in coma vegetativo è stata derubata dalla figlia. Si è impossessata di 1.600.000 euro della madre, della quale era stata nominata amministratrice di sostegno dopo che un gravissimo incidente stradale l'aveva ridotta in coma. Una 37enne trevigiana è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Treviso per peculato. L'incidente della mamma nel 2009. Poco dopo la figlia viene nominata dal giudice tutelare amministratrice di sostegno della donna, allora poco più che cinquantenne, ricoverata in casa di cura in stato vegetativo permanente. Che qualcosa non andasse come avrebbe dovuto è emerso nel 2016, quando la figlia non ha depositato in tribunale il periodico rapporto sullo stato di salute e la gestione del patrimonio della madre. Patrimonio consistente, visto che la donna aveva ricevuto un cospicuo risarcimento assicurativo dopo l'incidente. Il giudice ha quindi nominato un nuovo amministratore, il quale ha fatto avviare le indagini. Si è quindi scoperto che il grande patrimonio della donna era stato prosciugato dalla figlia attraverso numerosi bonifici a proprio favore, prelevamenti bancomat non giustificati, spese per viaggi, alberghi, ristoranti, oltre a investimenti in titoli ed operazioni finanziarie che avevano volatilizzato il denaro, in totale 1.600.000 euro. La 37enne, al termine delle attività investigative delle Fiamme Gialle, è stata denunciata per peculato. Il GIP ha autorizzato il sequestro di alcuni beni della figlia, una casa, una partecipazione societaria e quella liquidità bancaria ancora disponibile sui conti correnti. In gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna il cantante di Rosà Michele Merlo. Sta lottando tra la vita e la morte in un letto d'ospedale al Maggiore di Bologna Michele Merlo, musicista 28enne originario di Rosà, colto mercoledì sera da un'emorragia cerebrale mentre era a casa della compagna nel capoluogo emiliano. È stata chiamata l'ambulanza, ma le sue condizioni erano gravissime. Abbiamo raggiunto telefonicamente il papà, che ci ha detto che Michele è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, ora è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze in una sua ripresa, ci ha detto, sono davvero ridotte a un lumicino. Il mondo della musica si è mobilitato per far sentire la sua vicinanza a Michele, il Mike Bird di Amici, e alla sua famiglia. Michele, che abbiamo intervistato in più occasioni nei nostri studi per raccontare il suo percorso musicale, dal talent show di Maria De Filippi al percorso come cantautore e le sue vittorie professionali. Le prossime ore saranno decisive. E noi vi terremo aggiornati e siamo in contatto costante con i genitori, quindi cercheremo di capire come si evolve la situazione drammatica che appunto sta interessando, riguardando Michele Merlo. Una stretta, un giro di vite importante sul fumo a Vicenza. Vicenza città smoking free, libera dal fumo, sigarette addio. Un piano che sta prendendo vita all'interno di Palazzo Trissino, che studia una serie di azioni per migliorare la qualità dell'ambiente. 18 anni fa il Parlamento italiano varava la legge antifumo. Era il gennaio del 2003. Le sigarette accese venivano bandite all'interno dei locali aperti al pubblico, liberando bar e uffici da nubi grigie. Ora si supera anche quel confine, si va oltre. A Vicenza non si potrà accendere la sigaretta nei parchi, all'esterno delle scuole o sotto i porticati dei musei. Il divieto potrebbe poi essere esteso, come in altre città, anche alle fermate dell'autobus o del taxi, oppure nei cimiteri o negli stadi. Misure che non sono solo educative, ma che mirano a ridurre l'inquinamento dei mozziconi buttati a terra e a tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani.
Riteniamo che comunque la lotta al fumo sia una battaglia di civiltà, soprattutto in alcune aree, ad esempio nei parchi pubblici piuttosto che davanti alle scuole, dove spesso ci si creano anche assembramenti di ragazzi che fumano, o nei monumenti stessi per tutelare i monumenti di Vicenza, si pensi davanti all'Olimpico piuttosto che al Chiericati, per fare alcuni esempi. Quindi è una battaglia di civiltà sulla quale stiamo lavorando per un provvedimento che possa porre delle limitazioni nei confronti di chi poi deve rispettare anche la nostra città, i nostri spazi più importanti. Un piano aria che segue un trend già in voga in diverse città italiane e straniere. Da Milano a Parigi fino a New York è vietato fumare in tutti i parchi pubblici già da anni. Adesso anche a Vicenza è pronta la stretta sul fumo, ma in un modo soft, con delle zone che saranno dedicate a chi vuole accendersi la sigaretta. Ci saranno poi delle aree magari riservate ai fumatori, perché comunque hanno anche loro dei diritti, poi ognuno sceglie come meglio tutelare la propria salute. Da non fumatore ritengo che sia una battaglia di civiltà da sostenere. Ricordiamo l'appuntamento con i nostri programmi serali alle 18:50 TG Bassano, a seguire TG Vicenza, e poi l'appuntamento alle 21:15 con lo speciale dedicato a Sant'Antonio. Nel cuore del santo Antonio parla ancora, un documentario appunto da non perdere che si sta organizzando tra l'altro in questo periodo di Tredicina, in vista della grande festa del 13 giugno, la festa dedicata a Sant'Antonio di Padova. Grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio a tutti e a tutte voi. Arrivederci.